Si chiude con un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, ritirato Champion da lo schieramento 1 Cleopatra Mark, 2 Cressmail, 3 Costa Magna Pax, 5 Carisma, 6 Commander Crow seconda linea, 7 Creed Matley, 8 Chagall Glory, 9 Quadrado Wise L. Pronostico che vede Cleopatra Mark favorita su Carisma. Macchina che accelera, partiti, è veloce Costa Magna Pax che sopravanza Cleopatra Mark all'esterno Carisma. Costa Magna Pax in vantaggio all'attacco della curva, in scia c'è Cleopatra Mark all'esterno Carisma, poi Creed Matley, mentre all'esterno c'è anche Chagall Glory che va in schiena Carisma. Primi 200 metri in 14,2, rimane all'esterno Carisma, mentre in vantaggio è sempre Costa Magna Pax. 400 iniziali piuttosto svelti, con Carisma che insiste, 28,9, passaggio ai 400, in vantaggio Costa Magna Pax, all'esterno Carisma che a questo punto si adegua e viene avvicinata all'esterno da Chagall Glory lungo la corda Cleopatra Mark, ancora Creed Matley, poi percorsi esterne c'è anche Commander Crow, mentre ha sbagliato Cressmail, e in coda rimane Quadrado Wise L. Intanto gli 800 in 59,6, un secondo quarto in 37 dopo il primo molto svelto. In vantaggio ora cerca di moderare Paolo Scamardella in salchi a Costa Magna Pax, arriva al chilometro nell'ordine dell'1,15,5. Carisma però attacca nuovamente e dalle retrovie provano ad avanzare anche Chagall Glory e Commander Crow, tanto sempre in lotta Costa Magna Pax e Carisma all'esterno, in corda c'è Cleopatra Mark, cavalli a metà della curva conclusiva. Ancora in quota Carisma all'esterno di Costa Magna Pax che entra comunque in vantaggio addirittura d'arrivo. Lungo la corda c'è Cleopatra Mark, ultimi 120 metri di gara con Costa Magna che ora accelera e nel finale conclude facilmente, mentre per il secondo posto è ancora il numero 5 Carisma che generosamente conquista la miglior piazza, mentre per il terzo all'interno Creed Matley piega Cleopatra Mark. 1,15,3 a solo per Costa Magna Pax che vince davvero molto molto bene. In sediolo Paolo Scamardella per il training di Salvatore Valentino per la conto della signora Michela Rossi.